Bene, e quindi l'energia da qualche parte deve saltare fuori, ma sempre conservandosi, cioè non la possiamo creare dal nulla. C'è un secondo principio fondamentale, che è il secondo principio della termodinamica, che in sostanza dice, si può formulare in due maniere. E perché è importante? Perché in realtà, se voi dite tutto quello che ho detto finora sul primo principio, uno potrebbe anche leggerlo come, vabbè, si conserva, l'importante è metterla, tenerla, sapere dov'è, ma comunque si può sempre riutilizzare l'energia, no? Quindi che problemi ci sono? In realtà qualche problema c'è ed è enunciato dal secondo principio. Il secondo principio, come il primo d'altra parte, vi faccio notare che sono leggi fisiche fondamentali, cioè non sono come dire, prodotti dell'uomo, della tecnologia che possono variare, che possono cambiare, ma sono dettate dalla natura, quindi sono invariabili. Il secondo principio ci dice che il calore non fluirà mai spontaneamente da un corpo più freddo a un corpo più caldo, ma sembra sostanzialmente abbastanza ovvio, nessuno si aspetta che succeda, ma una conseguenza di questo, o equivalentemente, si può dire che non tutta l'energia ha la stessa qualità o ha la stessa utilizzabilità. E questo è il problema. Ve lo spiego. Cerco di spiegarlo con due parole rapide. Allora, se voi prendete 10 litri d'acqua bollente che si raffredda da 100 a 20 gradi, bene, questa energia, l'energia che viene rilasciata da quest'acqua, energia termica, è di circa 1 kWh. Allora, con 1 kWh più o meno un PC portatile funziona per circa 2 giorni, insomma, 1 kWh è quello con cui l'unità di misura, insomma, con cui l'Enel vi fornisce l'energia. Perfetto, uno dice, è la stessa cosa avere l'energia di una pignata d'acqua o 1 kWh di energia elettrica. Pensiamoci, lo stesso kilowattora corrisponde circa all'energia sviluppata da 2 ciclisti professionisti che pedalano per un'ora, di nuovo anche per farci un po' i numeri, no? Se stasera guardate la vostra bolletta a casa potete fare un conto di a quante ore di pedalata di Bartali e Copi corrispondevano, no? Però non tutta l'energia ha la stessa qualità, nel senso che con 1 litro di acqua bollente difficilmente fate andare Bartali e Copi per un'ora e difficilmente usate il vostro computer. Con 1 litro di acqua bollente al massimo ci fate la pasta asciutta. Quindi a dire che l'energia ha qualità, ha forme di utilizzo diverse. Un altro aspetto, e cosa vuol dire poi? Un altro aspetto è, ecco, di tutte queste forme, il calore, in particolare il calore a bassa temperatura, è una di quelle meno utilizzabili. E questa anche ha, qui ci avviciniamo anche al discorso della fusione, come dire, una conseguenza non banale. Pensate a come si produce normalmente l'energia elettrica in una centrale termoelettrica, tipo quella di Fusina che c'è qui, oppure anche un domani anche una centrale nucleare. Sostanzialmente voi scaldate dell'acqua, producete il vapore fa girare una turbina e la turbina attraverso un alternatore produce energia elettrica, d'accordo? Questo è più o meno il principio di qualsiasi centrale, ovviamente tranne il solare, insomma, ma qualsiasi centrale, diciamo di tipo termoelettrico, nucleare, un domani anche a fusione, funziona sostanzialmente così. Ancora una volta, vedete, prendiamo il ciclo di produzione dell'energia elettrica, così anche questo per l'energia elettrica, ma è lo stesso discorso del ciclo di produzione, del ciclo di utilizzo dell'energia della persona che vi spiegavo prima corre, no? Allora, noi partiamo dal petrolio, da energia chimica che è immagazzinata in legami chimici del petrolio, lo bruciamo, quindi lo trasformiamo, otteniamo energia termica. L'energia termica la possiamo trasformare attraverso una turbina in energia di movimento, cioè quindi facciamo andare una turbina e cosa succede? Di questa energia il 70% se ne va in calore, solo il 30% diventa energia elettrica. Quindi il rendimento è sostanzialmente piccolo, cioè di 100
che usate di petrolio, 30 se ne vanno, cioè 70 scusate, se ne vanno in calore. E un calore che tipicamente appunto un calore a bassa temperatura è estremamente difficile da riutilizzare, che normalmente viene disperso nell'atmosfera. Si dice aumenta l'entropia, no? Direbbe un fisico. C'è anche un altro aspetto quando si parla di energia, in particolare di energia elettrica, che in qualche maniera vi racconta anche perché il petrolio è così utile, è così importante. Disse un premio Nobel che bruciare il petrolio, usare il petrolio per riscaldarsi o per sostanzialmente bruciare il petrolio equivale a bruciare i mobili antichi per riscaldarsi, no? Perché? Perché il petrolio è estremamente pregiato, uno dei pregi fondamentali del petrolio è che è in grado di immagazzinare l'energia in poco spazio, è il motivo per cui andiamo da qui a Napoli con un pieno di gasolio. Immagazzinare l'energia elettrica, per esempio, è estremamente difficile e costa un sacco di soldi. Pensate che voi pagate il kilowattora dell'Enel circa 15 centesimi, ma se lo stesso kilowattora di energia lo comprate sotto forma di batterie, lo pagate centinaia di euro. Perché? Perché immagazzinare l'energia è complicato. Quindi, in sostanza, e qui vengo un po' in questo percorso a tappe di avvicinamento, il secondo principio della termodinamica, che spero appunto di avervi così spiegato in questi pochi minuti, è alla base del problema energetico globale. L'energia si conserva, questo è il primo principio, ma si trasforma via via in forme meno nobili. Purtroppo spesso per usare e produrre le forme nobili di energia inquiniamo, facciamo guerre, creiamo divisioni nel mondo. Quindi vedete che i due principi della termodinamica, che sembrano essere qualcosa che magari al massimo di interesse per chi studia fisica o ingegneria, in realtà hanno una ricaduta pratica, quotidiana, domestica, oserei dire. E vediamo allora perché. Vediamo anche perché poi alla fine quindi cerchiamo di darci da fare per trovare nuove forme di produzione, ad esempio, di energia elettrica. Allora, credo che ci siamo detti, e credo che non occorra spendere molto tempo per pensare a come sarebbe un mondo senza energia. No? Novembre, l'anno scorso, nasce il 7 miliardesimo abitante della Terra. No? La proiezione di crescita degli abitanti della Terra è più o meno questa, noi siamo qui circa appunto attorno ai 7 miliardi, c'è questa forchetta che dipende insomma, da come evolverà l'economia, le condizioni di vita e le condizioni sociali, ma comunque la vogliate vedere siamo destinati a un aumento sostanziale della popolazione nel mondo e questo aumento si porterà dietro ovviamente una aumentata richiesta di energia. Qui dopo lo dirò anche, ma faccio subito un commento perché spesso poi questa domanda viene. Uno dice, benissimo, perché dobbiamo continuare a consumare energia? Vero, ne sprechiamo un sacco, no? Quindi l'energia si può risparmiare, però attenzione, il risparmio è sostanzialmente una cosa da ricchi, cioè risparmia chi ha. Chi non ha niente fa abbastanza fatica a risparmiare. E come vi dirò fra un secondo, abbiamo più di 1,5 miliardi di persone che non hanno energia elettrica. Quindi il problema è certamente per le economie più ricche un uso più sapiente, più saggio dell'energia, ma c'è anche un'enorme necessità di fornire energia e quindi qualità della vita anche alle economie, alle popolazioni che meno ne hanno. Allora, qui sostanzialmente è semplicemente per ricordarvi, potete guardare com'è soprattutto questa torta di destra, come è attualmente distribuita 2009 la produzione di energia elettrica, vediamo la gran parte, questo è il carbone, questo è il gas naturale, il petrolio, insomma la più grande fetta di questa torta viene da fonti fossili. Qual è il problema delle fonti fossili? Allora, di tutte quelle forme di energia che ricordate vi ho raccontato prima, le fonti fossili producono energia attraverso legami chimici. Quando voi bruciate qualcosa, sostanzialmente combinate il carbonio o qualche forma del carbonio con l'ossigeno. Cosa ottenete?
Ottenete, per esempio, quando bruciate metano, ottenete dei prodotti, e uno di questi prodotti della combustione di combustibili fossili, vuoi che sia petrolio, carbone, gas, insomma qualsiasi cosa che venga in mente di fossile, è inevitabilmente il CO2, l'anidride carbonica, il famoso CO2. Qual è il problema del CO2? Lo conosciamo, è l'effetto serra. Se d'inverno volete coltivare i pomodori, costruite una serra e il trasparente fa entrare la radiazione solare che rimane poi intrappolata e quindi vi permette di avere un clima sufficiente per far crescere i pomodori. Sulla Terra funziona più o meno così, c'è il Sole irradia la sua energia, l'atmosfera, scusate, che circonda la nostra Terra funziona esattamente proprio come uno schermo, come una serra. Ed è la presenza di questi gas serra che consente la vita sulla Terra. Questo è un aspetto fondamentale, credo che tutti voi lo sappiate. I gas serra non sono di per sé negativi, anzi spesso nella comunicazione uno sente parlare di effetto serra e immediatamente l'associa a qualcosa di negativo. Se non ci fossero i gas serra non ci sarebbe la vita sulla Terra, la Terra sarebbe troppo fredda sostanzialmente. I gas serra permettono di intrappolare il calore del Sole. Il problema è che il CO2, l'anidride carbonica, è uno di questi gas serra e se la Terra è andata avanti ovviamente per un sacco di tempo attraverso un bilancio naturale, se noi rompiamo questo bilancio e aumentiamo eccessivamente questi gas serra, producendoli noi, quello che accade è che facciamo una serra più spessa, meno traspirante in qualche maniera e quindi la temperatura sale eccessivamente. Se ne produce un sacco e ovviamente, come potete ben immaginare, la maggiore produzione viene dalle economie più ricche. E qui certamente c'è molto da risparmiare, su questo siamo senza alcun dubbio. Però, proprio 2 minuti fa, lo dicevo, all'energia viene spesso associata una chiave di lettura economica. Gran parte, se voi fate l'esercizio di prendere un giornale, qualsiasi, un quotidiano, insomma, lo sfogliate, si parla di energia, molto spesso l'energia viene associata, in questi tempi ovviamente le bollette, la benzina che cresce, cioè si parla molto di economia, è associata molto meno a una questione etica. In realtà dietro la questione energetica c'è un enorme problema etico di povertà. Questa mappa, che non è casualmente tagliata, rappresenta i milioni ognuno di questi numeretti qui in bianco rappresenta i milioni di persone che vivono senza elettricità. Se sommate fa circa 1.600.000.000 di persone che vivono senza elettricità. Pensate di vivere quotidianamente senza elettricità. O pensate di vivere quotidianamente basando tutto il vostro utilizzo energetico sulle biomasse, cioè bruciando sostanzialmente sterco o paglia o cose di questo genere, la vita è dura. E non a caso, purtroppo, questa mappa, dicevo, del mondo corrisponde alla mappa del sud del mondo. E quindi il problema etico ma anche politico è reale. Se poi andate anche a pensare, sempre facendo una piccola digressione, dove si sono sviluppate le guerre degli ultimi, diciamo dal dopoguerra ad oggi, dopo la seconda guerra mondiale, se andate in internet trovate facilmente questo tipo di mappe e vi spiegate subito qual era veramente l'interesse dietro le grandi guerre degli ultimi decenni, insomma, no? Certo, le armi di distruzione di massa, certo, abbattiamo i tiranni, però sotto la Libia ci sono i più grandi giacimenti di gas e di petrolio, sotto l'Iraq pure, e quindi, diciamo, l'energia è un grandissimo stimolo di conflitti, purtroppo.